Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati con la rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV. Buongiorno a tutti voi, come sempre da Riccardo Catapano, con me il nostro grande Emanuele Bernardo in cabina di regia. Tanti aggiornamenti che arrivano questa mattina sui canali di Calcio Napoli 24, ovviamente le ultime in vista di Empoli-Napoli. Domenica gli azzurri cercano l'assalto decisivo alla Champions League, al Castellani di Empoli contro l'ex squadra di Luciano Spalletti, ma anche di Giovanni Di Lorenzo, di Mario Rui, dello stesso Piotr Zielinski, partita sempre, diciamo così, dai mille risvolti, quella tra Empoli e Napoli. Le ultime di formazione, la questione indisponibile infortunati, i recuperi a disposizione di Spalletti che sembra orientato a voler cambiare nuovamente il Napoli, tornare all'antica, ritornare al 4-2-3-1, tra poco leggeremo tutto, senza dimenticare il mercato, perché c'è un nome che da ieri sta rimbalzando nelle radiomercato napoletane e non solo, vale a dire quello di Luis Alberto della Lazio, ed arrivano ulteriori aggiornamenti molto importanti proprio per quanto riguarda il fantasista capitolino, ovviamente di origine spagnola, che sembra aver rotto con la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli potrebbe fiutare l'operazione tra poco. Tutti gli aggiornamenti. Come sempre però partiamo e iniziamo la nostra rassegna stampa con quella che è la visione insieme a voi e grazie al nostro touchscreen delle prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport. C'è il mercato del Milan in primo piano, nasce il Milan d'Arabia, partenza col Botman, ovviamente si parla del difensore che in passato è stato anche accostato al Napoli, l'arrivo di Investcorp è a un passo, il primo colpo, il muro olandese, Elliott può restare socio di minoranza, ovviamente Milan concentrato sia sul presente, la rincorsa Champions, o meglio la rincorsa scudetto, che in questo momento vede il Milan in vetta alla classifica, seppur l'Inter è a due lunghezze con una partita in meno, e la rifondazione dal punto di vista del mercato. Cambieranno tanti scenari in casa Milan, ovviamente con il cambio di proprietà. In taglio alto c'è la Formula 1, invece sulla Gazzetta in 130.000 Imola, Leclerc io di ghiaccio, la Ferrari da urlo, prosegue la cavalcata iridata del campione monegasco che ovviamente in casa della Rossa ad Imola cerca un ulteriore zampato, un ulteriore successo. Nel frattempo il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha firmato per altri 2 anni fino al 2024 con il cavallino rampante. In taglio basso il mercato della Juve, parla Giacomo Raspadori, Juve ci sono, contento che si parli di me in bianconero, che orgoglio essere accostato a Dybala, Bonucci e Chiellini mi fanno delle battute con Raspadori che in questo momento è in pole position per arrivare proprio alla Juventus. Inter-Roma, Inzaghi alla squadra, contro Mourinho lo spirito del derby, forse una delle ultime fatiche serie importanti dell'Inter verso la rincorsa a scudetto, vale a dire la gara interna di questo weekend contro la Roma, mentre il Milan sarà impegnato in questo crocevia Meneghino-Capitolino in casa della Lazio. Le ultime anche sulla Superlega, i ricorsi, la UEFA che è pronta a punire Real Madrid, Juventus e Barcellona. Questa è la prima pagina della Gazzetta. Noi ci trasferiamo sul Corriere dello Sport, dove ovviamente c'è spazio per Inter Roma. Domani al Meazza arriva proprio la squadra di José Mourinho, torna l'ex più atteso, il rumore dell'amico. Mourinho non parla, così vuole battere la sua Inter. Dall'altra parte, come vi dicevo, in questo derby tra Milano e Roma, i tifosi della Lazio sono in sciopero, tant'è che disertano l'Olimpico contro il Milan, lo scivolone di Lotito, l'Olimpico è milanista, polemica per il caro biglietti in casa Lazio con i tifosi della Lazio, appunto, che diserteranno la sfida contro i rossoneri. Qui invece a sinistra vediamo e leggiamo le parole di Giovanni Malagò: dalla guerra in Ucraina alla crisi del calcio italiano, il presidente del CONI a tutto campo, troppi padroni e pochi manager, dice la sua ai microfoni quindi del Corriere dello Sport. Taglio basso invece i motori, Sainz Ferrari fino al 2024, ora punto al mondiale, oggi le prove libere ad Imola con le qualifiche per la gara sprint, la MotoGP invece sarà di scena in Portogallo con Bastianini in vetta alla classifica che va all'attacco ma Bagnaia va forte. Questa è la prima pagina del Corriere. Noi concludiamo la carrellata andando a sintonizzarci invece su Tutto Sport, tutta la verità in casa Juve, Del Piero, Lapo, Agnelli, Allegri, insomma tutti i retroscena degli ultimi giorni caldi in casa Juventus, il ritorno di Del Piero allo Stadium e gli interventi di Lapo sui social non sono indizi di un ribaltone Juve. Andrea e Allegri hanno un trenino
o meglio, scusate, ho letto, ma un triennio, non un triennino a disposizione per tornare vincenti, anche perché si parla di Max Allegri, sicuramente non una stagione esaltante in questo momento per l'allenatore della Juve, perché era rimbalzata la possibilità di un ritorno in bianco-nero di Antonio Conte addirittura, e quindi la Juventus ha fatto in questo momento muro attorno all'attuale allenatore Max Allegri, confermandolo anche per le prossime stagioni, con una Juventus che sarà costretta anche in tal senso ad un mercato comunque importante e massiccio per cambiare una squadra che non è nelle corde di Max Allegri. Svolta Torino, che bello, dal 4 maggio il fila riapre ai tifosi. Milano, occhio, ora ti serve uno stadio più grande, le ultime anche sull'impianto di gioco Meneghino, taglio basso, stop agli offside millimetrici, meno fuorigioco, più gol avanti. La FIFA che appunto in questo momento pensa a reintrodurre il concetto di luce, testa nel campionato Under 18, 50% di reti in più, non so quanto siate d'accordo in generale con questa regola, poi le parole dello stesso Charles Leclerc che parla del mondiale. Insomma, questa è anche la prima pagina di Tutto Sport. Adesso colleghiamoci con calcionapoli24.it perché, come dicevo, sono tanti gli aggiornamenti a partire dal calciomercato. Un nome su tutti, quello di Luis Alberto, che ieri è stato accostato proprio al Napoli, discussioni tra Lotito e De Laurentiis. Quest'oggi arrivano ulteriori conferme sulla volontà del Napoli in questo momento di sondare il giocatore 29enne spagnolo. Arrivano da Repubblica quindi questi aggiornamenti. Si lavora ad uno scambio con la Lazio tra Napoli appunto e la società di Claudio Lotito. Ieri è arrivata questa notizia di una cena tra De Laurentiis e Lotito, nella quale si è parlata anche di mercato, di possibili scambi di giocatori che interessano ad entrambe, il Napoli su Luis Alberto, la Lazio su Andrea Petagna. Lo leggiamo proprio qui, tant'è che la Lazio cerca un vice immobile. Si è parlato anche di Dries Mertens, che però ha caratteristiche diverse, e Repubblica quest'oggi ha confermato di come il rapporto tra Luis Alberto e Sarri non sia mai sostanzialmente decollato, e proprio lo spagnolo potrebbe essere il sacrificato in estate dal club di Lotito. Il Napoli fiuta l'affare, fiuta la possibilità, e nella trattativa sarebbe pronto ad inserire il cartellino di Andrea Petagna, appunto, che farebbe da vice immobile alla Lazio. Leggiamo anche dei costi che abbiamo analizzato questa mattina per quanto riguarda Luis Alberto: 29 anni, quindi sicuramente giocatore che fa anche dell'esperienza il suo punto forte, non certamente un giovanissimo, ma ancora nel pieno dell'attività, con il contratto in scadenza nel 2025, quindi un contratto ancora lungo che lui ha rinnovato, tra l'altro nel giorno del suo compleanno nel 2020. Ad oggi la valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, una cifra considerata alta dal Napoli, che proprio per questo motivo vorrebbe inserire il cartellino di Petagna all'interno dell'operazione per abbassare dunque la cifra. L'ingaggio invece, questo sì che rientra nei parametri del club di De Laurentiis, vale a dire 2,5 milioni a stagione, anche con il nuovo business plan. Insomma, 2,5 sono in questo momento all'interno di quello che è il range che De Laurentiis vuole e può spendere per gli ingaggi. Il tutto senza dimenticare che lo stesso Luis Alberto è assistito da chi? Dalla YouFirst, l'agenzia che cura anche gli interessi di Fabian Ruiz, e quindi occhio che l'eventuale partenza di Fabian potrebbe anche favorire magari qualche sorta di accordo poi per l'arrivo dello stesso Luis Alberto. Insomma, pista intrigante in questo momento, si è ancora alle prime schermaglie, non si parla neanche di una vera e propria trattativa, se non di un sondaggio, con l'idea del Napoli appunto che sarebbe quella di imbastire un possibile scambio con l'inserimento di Andrea Petagna nella trattativa. Ci prepariamo ad un mercato molto caldo, questo sì, per quanto riguarda il Napoli. Saranno tanti gli addii, anche eccellenti per quanto riguarda gli azzurri. Chi non fa parte del progetto tattico di Spalletti l'anno prossimo sarà sacrificato sul mercato, e ad oggi uno dei giocatori più in difficoltà col sistema di gioco dello stesso Luciano Spalletti è Piotr Zielinski. E proprio stamattina da Repubblica ci arriva la notizia di come il Bayern Monaco, e non solo, pare abbia messo gli occhi sul giocatore polacco. Questi i dettagli della possibile trattativa. Zielinski è appena entrato nel mirino del Bayern Monaco, scrive proprio così l'edizione odierna di Repubblica, che svela come il futuro del centrocampista polacco sia quanto mai in bilico. Leggiamo ulteriori dettagli.
Domenica sarà uno degli ex di Empoli-Napoli ed è reduce fin qui da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nelle ultime gare infatti ha perso il posto a titolare ed anche quando subentra non riesce mai ad incidere anche con la Roma, insomma il suo atteggiamento non è piaciuto ai molti. Alla soglia dei 28 anni non ha mai espresso tutto il suo potenziale con continuità ed oggi il Napoli riflette sul suo futuro. Puntare su di lui nel nuovo corso Spalletti oppure cederlo all'estero al miglior offerente, riflessioni in corso. Intanto, come sottolineato da Repubblica, il Bayern Monaco ha iniziato i primi sondaggi per il centrocampista che in azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024. Anche per lui si parla di una cifra in questo momento sul mercato che oscilla intorno ai 30 milioni. Napoli che riflette quindi anche sulla possibilità di cedere Piotr Zielinski in estate. Dipenderà molto da quelle che saranno poi le scelte tattiche di Luciano Spalletti su chi vorrà puntare nel suo Napoli dell'anno prossimo. A proposito di Spalletti e anche di De Laurentiis, si continua a parlare dell'incontro avvenuto tra i due con il patron del Napoli che ha fatto una richiesta allo stesso Luciano Spalletti. Il retroscena che ci viene fornito ancora dall'edizione odierna di Repubblica lo andiamo a leggere proprio qui nel dettaglio. De Laurentiis ha chiesto a Spalletti di chiudere al più presto i conti per la zona Champions, ovviamente obiettivo minimo della stagione del Napoli, mettendo matematicamente al sicuro il quarto posto, quindi già nelle prossime due partite contro Empoli e Sassuolo. Qualora dovessero arrivare i 6 punti, il Napoli sarebbe ovviamente e matematicamente in Champions League. Con 6 punti in più in classifica, i giochi sarebbero fatti nel giro di un paio di settimane. C'è in ballo anche la programmazione societaria, il secondo argomento affrontato nel loro incontro da presidente e allenatore. Ovviamente chiudere velocemente i conti anche per la Champions, che in questo momento resta salda nelle mani del Napoli, permetterebbe agli azzurri di iniziare ad anticipare anche quella che è la programmazione per la prossima stagione, nella quale si è praticamente arrivati quasi alla conclusione di due colpi, quello di Kvaratskhelia dalla Georgia, dalla Dinamo Batumi e di Mattias Olivera dal Getafe, ma il Napoli non si ferma qui perché ovviamente le partenze saranno diverse, non solo quelle dei giocatori in scadenza, come può essere quella di Ospina, di Malqui, dello stesso Gulam, di Lorenzo Insigne, da valutare il futuro di Dries Mertens, occhio poi a quelle che saranno anche le offerte sul mercato. Parlavamo prima di Zielinski, dello stesso Fabian, perché no, lì davanti da valutare anche l'eventuale partenza di Andrea Petagna, quindi insomma è un Napoli che deve davvero andare ad analizzare tanti aspetti del proprio futuro e essere protagonista di un mercato anche in un certo senso anticipato, perché quest'anno tra l'altro la stagione parte prima per la presenza poi dei mondiali a dicembre, quindi il Napoli non può assolutamente permettersi di perdere troppo tempo. Abbiamo parlato di Mertens, tra i giocatori in questo momento in dubbio, rinnova o non rinnova il calciatore belga, ne parla il Corriere dello Sport. ADL Mertens, il patron riflette sull'ipotesi di un rinnovo annuale low cost per il belga. Sono anche spuntate le cifre in questi giorni con le trattative che a Champions acquisita ufficialmente dovrebbero poi portare ad un incontro faccia a faccia dello stesso Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens. Ricordiamolo, Mertens non ha l'agente ma solamente un pool di legali che lo assiste dal punto di vista della stesura poi dei contratti. Cosa scrive il Corriere? Che De Laurentiis sta riflettendo seriamente sull'ipotesi di un rinnovo annuale low cost all'alba di 35 anni, vuol dire che tutti lo ritengono ancora capace di numeri e giocate. Quali sono le ultime? Con De Laurentiis che si sta pian piano convincendo quantomeno ad avanzare una proposta a Dries Mertens. L'obiettivo del patron del Napoli è quello di proporre a Mertens un rinnovo di un ulteriore anno con opzione a cifre decisamente più contenute. Di che cifre parliamo? Un ingaggio tra il 1 milione e il 1,5 milioni a stagione, quindi sicuramente è ben diverso rispetto ai 4,5 che percepisce adesso Dries Mertens. Mertens non ne fa un problema prettamente economico quanto di impiego. È ovvio che non pretende la titolarità, ma vuole sentirsi ancora protagonista in quelle che sono poi le rotazioni di Luciano Spalletti. E in questo finale di stagione abbiamo visto con la presenza di Osimhen, insomma, per Mertens, a parte qualche partita, proprio quando va a mancare lo stesso Osimhen o per scampoli di gara con i due inseriti nello stesso istante, diciamo lo spazio quest'anno non è stato proprio tantissimo, e forse più su questo che Mertens ad oggi sta cercando di capire il suo futuro napoletano, in che direzione eventualmente
andrebbe. C'è tempo però ovviamente per discutere di questo aspetto e lo faranno proprio i protagonisti, lo stesso Giuntoli, De Laurentiis e soprattutto Dries Mertens una volta che la stagione sarà terminata. Torniamo a parlare di calciomercato perché arrivano anche conferme rispetto ad una esclusiva di mercato che ci ha riportato qualche settimana fa, anzi quasi un mesetto fa, il nostro Bruno Galvan. Si parla ovviamente di Aslani in questo caso, dell'Empoli, uno dei gioiellini della squadra toscana. Chissà che il Napoli proprio domenica non possa approfondire qualche discorso con la società empolese. Sono diversi giocatori, da Aslani a Bairami, lo stesso Parisi, c'è Viti, la permanenza di Luperto ad Empoli, quindi sappiamo che i canali tra le due società sono sempre molto molto stretti. Ehm, e anche la Gazzetta, come vi dicevo, conferma quella che fu l'esclusiva del nostro Bruno per Aslani. Un azzurro può rientrare nell'affare. Eccoci qua, lo leggiamo molto velocemente. Ci siamo, la personalità non manca a questo ragazzo, ma questo non è il momento di discutere del suo futuro, che promette davvero bene. Lo scouting del Napoli segue da tempo il play albanese e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad aprire un tavolo di trattativa al momento giusto, evitando delle aste che il ragazzo piace a diversi club e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Seba Luperto in prestito dal Napoli che probabilmente verrà riscattato dall'Empoli. Questo a testimonianza, quello che vi dicevamo poco fa, di come ci sia un canale effettivamente preferenziale tra il Napoli e l'Empoli e questi giocatori. Sono diversi i prospetti che interessano agli azzurri, certamente non arriveranno tutti, però ovviamente il Napoli sta studiando, sta lavorando in questo momento proprio con il suo scouting alla ricerca di quello che potrebbe essere il profilo giusto tra i tanti che piacciono comunque dell'Empoli, da Solani appunto è uno di questi. Empoli-Napoli dal mercato al campo. Prima di salutarci, leggiamo anche le ultime a questo punto di formazione per quanto riguarda il Napoli. Ieri è arrivata la notizia del recupero di Juan Jesus che si è allenato con il resto del gruppo, ancora personalizzato per Ospina. Le ultime su Di Lorenzo, insomma, ci sono tanti aggiornamenti, li andiamo proprio a leggere qui perché Spalletti è pronto ad un nuovo cambio di modulo, o quantomeno non proprio un cambio di modulo, ma un ritorno al passato, vale a dire accantonare il 4-3-3 per la partita contro l'Empoli e rispolverare il 4-2-3-1, vista anche l'assenza in mezzo al campo di Stan Lobotka, che sarà infortunato e ai box per le prossime almeno 2 o 3 partite. Quindi leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe essere disponibile Ospina che torna quindi a disposizione di Spalletti, in ballottaggio però con Alex Meret per la gara contro l'Empoli. Juan Jesus è pronto a ricostituire la coppia con Rachmani, vista la squalifica di Koulibaly. Ieri si è allenato con il resto del gruppo, quindi giocherà il brasiliano a fianco ad Amir Rachmani. Il Napoli che torna quindi al 4-2-3-1 con Fabian e Anghissà in mezzo al campo a reggere l'urto della batteria offensiva con Osimhen trascinatore. Ancora verso la panchina lo stesso Dries Mertens potrebbe rivedersi con questo sistema Zielinski titolare dal primo minuto. Arrivano anche aggiornamenti per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo in questi giorni e strappare magari una convocazione proprio per Empoli. In quel caso però partirebbe dalla panchina con Zanoli ancora confermato sulla destra, mentre Mario Rui completerebbe poi il reparto difensivo sulla sinistra. Queste sono anche le ultime di formazione che ci arrivano. Tanti altri aggiornamenti li trovate su calcionapoli24.it, sul nostro portale, appunto come vi dicevo le ultime su Di Lorenzo, le sensazioni, le parole anche del Pampa Sosa che ieri era a Castelvolturno a salutare il suo ex allenatore Luciano Spalletti e gli azzurri. Dice: Napoli sarà sempre casa mia, Spalletti tra i migliori. Ecco cosa sta ripetendo alla squadra in queste settimane. Non solo Napoli, si parla anche di calciomercato con Angel Di Maria che andrà via dal PSG e potrebbe sbarcare in Serie A. Lo vuole una squadra appunto italiana, un top team italiano. Non vi svelo niente, insomma trovate tutti i dettagli anche su calcionapoli24.it. Le ultime sull'Empoli, il calciomercato, insomma davvero di tutto di più come sempre sul nostro portale di riferimento e anche grazie alla nostra comodissima applicazione che potete scaricare sui vostri smartphone e non solo. La rassegna stampa invece termina qui. A me non resta che ringraziare in maniera sempre speciale il nostro Emanuele Bernardo.
ti facciamo troppi complimenti, Emanuele, questa cosa non va bene, seppur te li meriti, devi restare sempre sul pezzo. Scherzi a parte, un grande abbraccio al nostro Emanuele in cabina di regia. Prosegue la programmazione però di Calcio Napoli 24 TV, perché più tardi alle 12 fino alle 14 si torna in diretta con Calcio Napoli 24 Live per commentare tutte le ultimissime in casa Napoli, il calciomercato e ovviamente la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica contro l'Empoli. Quest'oggi poi c'è anche il filo diretto alle 16, insomma una giornata davvero come sempre ricca di contenuti sul 296 del digitale terrestre, ma anche sui nostri canali social, quelli di YouTube e di Twitch, mediante i quali potrete interagire come sempre in diretta con noi e le nostre trasmissioni. Per ora è tutto, termina qui la rassegna stampa. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buona giornata e buona continuazione sugli schermi di Calcio Napoli 24.